Tra le forme di criminalità organizzata diffuse sul territorio ligure, un ruolo importante è giocato dal traffico di sostanze stupefacenti. La presenza di approdi via mare come il porto di Genova nel corso degli anni ha assunto una rilevanza crescente, con una sorta di esodo di quel mercato che un tempo era prerogativa del meridione italiano. Il tema, al centro della rubrica Il Poliedro, è affrontato da Francesco Cozzi, già procuratore capo della Repubblica, oggi garante di Ateneo all'Università di Genova. Le imponenti importazioni, in particolare di cocaina, dai porti del Sud America, Colombia, Perù e Brasile in particolare, dopo essersi spostati in qualche modo dai porti del Sud, in particolare da quello di Gioia Tauro, per poi interessare i porti di Salerno, di Livorno, di Catania e molto quelli di Genova. Il modus operandi dei trafficanti è ormai consolidato. Il veicolo di trasporto sono i container debitamente segnalati alle organizzazioni criminose. La droga viene caricata in borsoni, nascosta tra altre merci illecite, messa all'interno di un container. Il numero del container viene segnalato dall'estero, qua viene individuato e nottetempo viene aperto, vengono tolti i borsoni con la droga poi va fuori. Il giro d'affari è milionario, con un'ingente speculazione tra il costo d'acquisto dai paesi produttori al prezzo alla vendita sul mercato degli stupefacenti. Chi gestisce grossi traffici di droga ha la percezione del guadagno, ma non degli effetti devastanti che essa produce. È un po' come quello che schiaccia un bottone e sgancia una bomba da un aereo. Chi gestisce grossi traffici fa un business nel quale non ha la percezione, la contezza della devastazione che provoca nel pubblico, nelle generazioni, la diffusione dello stupefacente.